Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for their power. Yeah. Some people live just to play the game. Some people think that a physical thing define what is within, and I've been there before. That place I go so far for the superficial. Some people, yeah, but I don't want nothing at all. And feeling you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want dowries and some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for a fountain that promise forever young. Some people live tree dodging, roses, and that's all you pray you loved and loved it. And made the world on a silver platter. And what would it be? We not a share who truly care for me. Some people, yeah, but I don't want nothing at all. If feeling you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want dowries and some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people want, yeah, but I don't want nothing at all. If feeling you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want dowries and some just want everything, but everything is nothing if I ain't got you. Nothing in this whole but what I made a thing if I ain't got you in me, baby. Grazie. Buona serata. Vai con le mani, a ritmo! Anche voi, forza! Forza ragazzi che avete l'energia giusta per questo Baseball Night! Vai con le mani! A ritmo! Ma che bello! Il ritmo del baseball questa sera live qua in Piazza Rovigo. Buonasera, buonasera! Che bello! Fate un applauso adesso giusto per scaldare e far sentire agli amici che sono in diretta su Delta Radio, che ci stanno ascoltando, ma anche coloro che sono sulla pagina Facebook, qua in streaming. Quindi facciamo sentire che siamo attivi. Una serata dedicata al baseball, ovviamente al softball, per questa grande società. Buonasera, buonasera, siamo in diretta, giusto? Streaming, salutiamo. Facciamo vedere che salutiamo tutti insieme. Facciamolo vedere a tutti. Girati, facciamo un saluto. Che carini che siamo. Siamo in diretta qua a Rovigo. Una serata veramente eccezionale, io sono onorato di essere qui, mi ha fatto piacere anche l'applauso che mi avete donato, perché mi avete riconosciuto subito. Bellissimo. Uno dice Enzo Polidoro. Enzo Polidoro me lo ricordo perché l'ho visto in televisione. Dove mi ha visto lei?
uomini e donne, perché guarda uomini, no. Chi è che mi ha visto a Colorado? Sulle mani chi guardava Colorado? Enzo Polidoro a Colorado? Porca mi vado forte in Veneto, Ok, questo è un pubblico più raffinato. Voi guardavate Zelig? Chi guardava Zelig? Sulle mani chi guardava Zelig? Ecco, fuori dei maroni, grazie. 12 anni a Colorado vestito da Turbo Tabbis. Qualcuno si ricorda? Vestito... Neanche quello? Cazzarola. Vado... Ah, eccolo qua. Facciamo un applauso al mio amico, veramente. 50 euro te li do dopo. Una serata veramente dedicata a presentare anche la stagione che si sta aprendo, questa nuova disciplina che ovviamente tutti voi siete ferrati in baseball. Lei giocava a baseball? Ha provato mai a giocare a baseball? C'è la possibilità di giocare anche alla sua età. Pensi un po', sì, i ragazzi, i giovani, meno giovani, avete la possibilità di provare questa fantastica disciplina sportiva. Io posso testimoniarla perché sono anche diplomato all'ISEF, quindi l'ho provato anch'io. E questa sera però a parlare anche della serata, di come andrà questo tipo di serata, devo chiamare il direttore sportivo. Quindi facciamo un applauso per Lucio Taschin. Ciao Lucio, ben trovato, tutto a posto? Beh, insomma, intanto ti devo ringraziare perché insomma lui arriva da Milano, arriva da distante, quindi insomma ci sta. Nella grande città, Milano. Milano, certo, però allora noi vengo volentieri anche qua. Allora, intanto benvenuto Grazie. alla 12ª edizione del Baseball Night, quindi ti do da cittadino 12ª. di Rovigo, Grazie. però più di me poi lo farà il primo cittadino di Rovigo, Massimo Bergamin, che è qui con noi, insomma. Salutiamo il sindaco. Abbiamo veramente una presenza, poi avremo anche l'assessore regionale Corazzari, ma abbiamo persone veramente importanti che poi presenteremo. Molto piacere. Nella pausa, che sarà circa verso l'una, no. Sì, l'abbiamo diviso in 4 tempi, diciamo. 4 tempi, finiamo domani. Diamo colazione, verso ovviamente. le 10 ci presentiamo. Allora, dobbiamo dire 2 cose importanti. Intanto, certo, che sì, insomma, per noi è un po' strano, ma allo stesso tempo siamo veramente contenti di avervi noi, il gruppo che insomma Enrico Cibotto ha coordinato. Salutiamo 12 Enrico. edizioni, insomma, non abbiamo di tanto per ridere, che sapete hanno fatto una pausa artistica e quindi riprenderanno il 23-24 di novembre proprio a Teatro Sociale. Avremo poi ospite qui, non lo vedo ancora, ma insomma ci sarà qualcuno dei tanto per ridere che ci verranno a salutare. Un concittadino, giusto? Assolutamente, Massimo Brancaglione. Voglio ringraziare qui, intanto voglio presentarvi l'angolo di Avis Rovigo. C'è la possibilità di iscrivervi, di insomma, fare qualcosa per il bene degli altri. Poi abbiamo qui Nicola, lo vedo vicino ai palloncini, pronto da consegnare ai bambini. Facciamo un applauso, salutiamoli perché sono qui. Poi vedete che c'è un elemento fermo, immobile, è una guardia. Wow. Quasi qualcosa che ricordi l'Oxford School. Perché no? Perché è un nostro partner anche quello. Ottimo. Ma insomma dobbiamo ringraziare appunto tutti questi partner. Qui poi ve li presenteremo. Qui con noi abbiamo anche SM7. Vedete che avete il gazebo che è gas e luce. La luce arriva direttamente dalla SM. C'è il buon Alex là pronto, vero Alex? Sei pronto? Che illuminaci. E tra l'altro c'è il tubo del gas che gli arriva. E tra l'altro avete proprio vicino alle sedie, vedete qua, prima Matteo, il mio amico Matteo, stava tentando di rubarmi questo, ma in realtà questa è una promozione di ASM. Tu sei di Rovigo, intanto vai nell'azienda di casa tua. Giusto. Quindi eviti intanto di andare a finire in mezzo a 1000, vero caro sindaco, in mezzo a 1000 call center che ti chiamano. Sei a casa tua, lascia i soldi a casa tua. Bravo. In più poi hai gas e luce insieme. Ma poi ci spostiamo di qua. Chi c'è di là? Andiamo nel 1821. Andiamo nella storia. Indietro nel tempo. La storia di quando è nata ITAS Assicurazione, e qui abbiamo uno dei responsabili, direttore commerciale di ITAS, Alberto Rossi, che poi vedremo. C'è un applauso anche a ITAS. C'è una promozione studiata ad hoc. Ottimo. Perché 1821, stai attento, tu fai una polizza e spendi 18,21 €. Cioè c'è quel gioco lì, per cui il primo anno ce l'hai con niente. Quindi vi consiglio di andare da Lorenzo Rossi, che non vede l'ora di aprire le porte a tutte le persone che possono prendere questa promozione. Lorenzo, sono qui perché voglio dire, sono sprovvisto. 18,21 €. Poi 21 li può mettere lui, fai 18 e finita la storia. Grazie. Poi abbiamo Rovigo Banca, insomma dai, dopo abbiamo un sacco di cose. Vi ricordo il Baseball Sopole Rovigo, perché il Baseball Night è la nostra manifestazione di marketing sportivo. Abbiamo, poi vedremo un po' di gente che si presenterà, ma insomma arriviamo da 4 playoff giovanili, un altro record dei record. Spostati un po' più qua perché c'è la TV che ci sta inquadrando. Pensavo
di vuole essere il tuo grosso primo e di piano. arrivarci lo stesso. No, Quello è la cosa. lo so. E allora, con 4 playoff noi mettiamo il timbro su un movimento giovanile di oltre 160 persone, ma comunque tantissima attività, migliaia e migliaia di ragazzi che noi tocchiamo nelle scuole, nei camp, Ottimo. nella parte anche internazionale, perché a luglio e agosto ci sono venuti a trovare ben 3 team americani qui Ah, sì? in un contesto di 10 giorni con oltre 50 partite di ragazzi da tutta Italia. Bellissimo. Cioè in pratica un villaggio come quello che ha fatto Itas questa sera qui con noi. E quindi io direi che però è il momento No, però di divertirci. facciamo un applauso a Lucio che ha descritto in maniera chiara, semplice, diretta, quello che è un po' il vostro core business, diciamo. Beh, insomma, Sì. me le ero scritti qua anche. Bravo, però mi è venuta così, Sì, insomma. l'hai ideato tu poi la serata, quindi Attenzione, complimenti. poi abbiamo la donna della federazione, perché abbiamo anche Daniela Olivieri qui, la presidentessa, Buonasera. una delle poche presidenti femmine del movimento baseballistico, molto bello. di baseball softball della nostra federazione. Insomma, siamo pronti per partire. Godetevi questo spettacolo con il gruppo guidato da te, da Enrico Grazie. e da tutti gli artisti che vedrete qua. Grazie di averci dato fiducia. Girano dei ragazzi con una lotteria C'è che la chiaramente lotteria? è fasulla. No, non No, è vero, ci sono no, dei premi. no, è vero. Sì. Sarà però estratto fra qualche tempo, qualche Beh, settimana. sarà il 6 di ottobre, Sì, perché esatto. così speriamo che si dimentichino, capito? Cioè, è tutto Non è vero. studiato. No, ma qua li tengono i bigliettini. Invece stasera verranno estratti altri Stasera due poi premi. nel parterre, grazie a Rovigo Banca, abbiamo Sì. 2 carte 2 carte. e regaliamo a chi è presente qua. Le carte sono denaro finto, cioè nel Contante, senso, no, c'è dentro voglio dire, proprio all'interno c'è la possibilità cosa. di spendere poi, certo. So che il direttore poi, insomma, ci scambiamo queste battute ogni tanto. Quindi insomma. Va bene. grazie della vostra disponibilità. Certo, grazie, ci vediamo dopo col Baseball Night. Applauso a Lucio, grazie. Oh, bene. Come va? Siete operativi? Dobbiamo essere sempre molto, come dire, rumorosi. Facciamoci sentire dagli amici di Delta Radio, ma anche in diretta sulla pagina Facebook del baseball e softball di Rovigo. Sì, stiamo facendo uno spettacolo. Un attimo. Allora, stavo dicendo... Che c'è? Scusate, guarda che... No, non parlare da lì, non ti sentono così. No, non fanno cantare. No, abbiamo fatto la canzone... Scusa, ti puoi sedere perché... No, non si può cantare una canzone, non è una cosa improvvisata, non è la sai l'ultima oppure con la corrida. Cioè, c'è una cantante, sì, tu sai cantare, ho capito, ma non è che possiamo... Sì, non è che... allora, non ti sentono, allora, fai una cosa, fai il giro, vieni qua, gli diamo la possibilità, scusate se sono diretto con voi, ma siamo... No, non da qua, ma da qua ti fai male. Perché devi fare queste cose? Era tutto perfetto, scusa Enrico, cioè, avevamo... Però non c'è... Buonasera, facciamo un applauso per questo tizio. Ci c'è il sindaco. Allora, mettiti intanto in mezzo qua se devi proprio fare qualcosa. Abbiamo un microfono, qualcosa. Se dobbiamo. Non è che. Allora, noi siamo molto generosi, gli amici del baseball, del softball di Rovigo. Diciamo che ti possono dare un minimo di spazio. Però, sì, ma se parli così il microfono va messo vicino alla bocca. Fa una canzone, non è che tutti possiamo cantare, no, ti ripeto, perché... c'è X Factor appena iniziato, cioè vai a X Factor, non è che, cioè io adesso ti diamo spazio, però cerchiamo di andare a sodo, perché abbiamo una scaletta piuttosto serrata. Ho visto, no, perché Cosa? Ho visto che stava cantando una ragazza prima. Sì, la ragazza è una professionista che si è esibita, ma ha studiato, tu hai studiato, cosa hai studiato? Studiato? Cosa hai studiato? La terza media, dai. Ho capito, no, hai studiato canto, hai detto voglio cantare, hai studiato canto? No, è tutto naturale. Naturale? Sì, ho imparato, facevo il coro. Il coro cosa? Andavo nell'oratorio. Tu intanto come ti chiami, scusa? Intanto ti vedo anche... Salvatore. Ti chiameranno gli amici Tore? Il diminutivo è Tore? Tore? No. E qual è? Robby. Cosa c'è? Salvatore, da Salvatore a Robby è un bel salto. Sì, no, perché... Sei almeno appassionato di baseball? Cioè giochi a baseball? Hai mai giocato a baseball? No. Come no? No. Qua c'è la serata dedicata al baseball, baseball night. Ma io mi ho preso anche il cappello. E il cappellino però non sai giocare, cioè non sai di cosa stiamo No, parlando. però mi piace. Sai cosa si usa? La mazza, si usa una palla, poi? Cosa si fa? Sì? Vabbè, facciamo una cosa, andiamo al sodo. Vuoi cantare una canzone? Sì. Ti facciamo cantare una canzone? Senti che entusiasmo, complimenti. Tu sollevi le folle, le platee, però hai bisogno di una base o vai a cappella? No, che? Hai bisogno di una base o vai a cappella? No, così. Così cosa? Cappella, Falla unplugged. Falla unplugged. E che? Base chitarra, ce l'hai?
No, No, niente. cioè, Allora così. vai a voce nuda. Voce nuda, vai. Allora. Un po' emozionato. Perché l'estate sta finendo. Sì. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Ah, vuoi pure il Sto ritmo? diventando grande. Siete troppo generosi però. Lo sai che non mi va. Aia, ho preso la stecca, eh? Danno gli ombrelloni, Le fate andare fuori non tempo. ce ne sono più. Non me ne ricordo più, Grazie, però, Salvatore! Grazie. Dai, Salvatore, Grazie. grazie, Salvatore, grazie. Ragazzi, facciamo un applauso a Salvatore. Ragazzi, però la sicurezza, cerchiamo... Dai, vabbè. Grazie Salvatore, scusate, giusto, siamo generosi, abbiamo dato spazio, signor Sindaco, cioè signor Vice Sindaco, non è una cosa... Come? Andava bene lo stesso? C'è tanto da fare in campo, quindi possiamo coinvolgerlo in altre situazioni, però andiamo avanti, andiamo dritti. Come va? Siete abbastanza attivi? Come va? Vediamo, facciamo così, un piccolo test, mi piace fare un piccolo test. Attenzione, guardate le mie mani, tutti con le mani davanti al corpo, tutti. Dobbiamo vibrare, ragazzi, anche voi là in fondo, attenzione, adesso al mio via tiriamo su gli indici, vai gli indici. Sono i pollici, Sindaco, sono i pollici. Va bene, questa... Che cavolo è? Ragazzi, attenzione perché c'è qualcosa che stanno atterrando gli alieni. Questa musica epica mi ricorda qualcosa. No, ragazzi, giustamente a tema americano. Non ho capito. Aspetta, dillo qua. I'm the first Avenger. First Avenger. I'm Capitan America. Lui è Capitan America. Sono Capitan America, Ostrega. Oh, come ostrega. Parla così? C'era. Accendi. C'era. Sì, aspetta, i mega su al microfono. Facciamo un applauso per Vieni piacere, qua, fatti vedere il tuo splendore, Capitan America, giusto per la baseball night. Sport tipicamente Sono americano. apposta qua, veramente. Bravo. Qua il baseball, vuoi vedere la mazza? No. Sì. Che triste. La battuta più triste che potevo fare l'ho fatta subito, dai, Vabbè, mi ma sono ci sta a cavata. buttarla via subito, Ma sì, bravo. Guarda, te lo dico, come c'è che te chiami? Polifemo? Polidoro. Vabbè, c'è stessa roba. Sono un po' incassato questa sera. Vabbè, io Un po' non so arrabbiato. bene il dialetto, però cerco di Non seguirti. sta a preoccuparti, ti capisci tutto stesso. Va. Ok. Ieri sera abbiamo fatto la riunione degli Avenger. Wow. Sai tu quanti che erimo? Quanti? Zero. Come zero? Zero, guarda. Perché? Allora, la donna invisibile Beh. non si è fatto vedere. Beh, immagino. L'uomo torcia non si è venuto perché pioveva. Spiegato. Iron Man mi ha detto, guarda, vengo anche se piove. Certo. E si è da fuori. E che c'è piova e mi sento da rusine. Serrogini. E c'è stato tutto bloccato così, non che aveva neanche svito il puaretto. Cioè. Thor ti fa la fotografia, aspetta che mi avvicino. Ma che bello, dai, che bello. dai, Fai primo guarda piano che alla bello mazza. sto Dai, sito. per cortesia. Allora. Thor che aveva dei lavori in casa a fare col marteo. Ah sì? Occhio di Falco, l'uomo che ha la vista migliore del mondo. Sì? Cosa è successo? Che ha fatto retromarcia, che c'è un paetto, non l'ho visto. Ho preso un paletto. Ma se poi, Hulk a spaccare i braghette. Ah, sono muoiate da via di testa, non aveva più niente da abbinare col verde, poreto e dovevamo discutere una roba importante, come Sentiamo, si chiama? discutiamo. Polidoro. Polidoro. Te ho visto Dove? al supermercato, te ho visto 2 ore fa. Sì, bravo, cioè, bravo. faccio la spesa anch'io da questa Dovevamo decidere se escludere Spider-Man dalla squadra Spider-Man. Cosa? Dico Spider-Man la pronuncia. Spider-Man, cosa vuoi dire? Spider-Man. Spider-Man dalla squadra degli Avenger. Perché lo vuoi escludere? Perché che c'è un sacco di problemi, veramente. Primo, non si capisce col parla. Non si Guarda, capisce. guarda, te lo presento così ti capisci anche a te. Per Ma chi? piacere, al mio 3 chiamiamo tutti insieme Spider-Man, va bene? Spider-Man. 1, 2, 3. Ma Più che forte, vai? 1, 2, 3. Vai! Spider-Man! Dove sei? Sentilo, Dove sei attenzione andato? ragazzi, alle vostre spalle! Allora, Vai! Allora. Mamma mia che agilità, ma guarda che fisicità ragazzi! roba. Facendo un applauso per Con le piacere. mani, vai con le mani! Ma non spara, neanche le ragnatele escono, come... Cosa dovete dire? Questo passa. È un po' in difficoltà. Spider-Man vieni qua per piacere, non sta fai fastidioso. Spider-Man ti ho detto di venire qua. Il leggero sovrappeso? Bene, vai, lanciate, Occhio. lanciate. No. Sta bloccato, vedi. Spider-Man ragazzi, aiutalo dai, aiutiamolo un attimo. Mamma che panza, che è successo? Era a Bondani, che cosa dovete dire?
Il ragnetto. Sa stare il signor Spiderman. Per piacere, sa stare il signor. Monta qua, dai, avanti. Aspetta che si ne fa cupa. un'altra, attenzione. Aspetta che si cupa. Oh, Avanti, vai bel aspetta. salto. No. Spiderman si è fatto le 4 della mattina, se muoviamo. Vuole essere Vai, incitato, vai. proprio Vai, perché vai, non la so, Baseball non so, Night dice non qua so, sono non tutti tifosi, va che saluta anche. Spiderman, muovete! Attenzione, dagli una mano! Dai, emozione signori, Spider-Man sul palco. Vai, Qui un altro Rovigo. applauso. Ma che bello. Dov'è che saluti? Guarda che belli che siete qua. Gli Avengers! Avengers! De qua, in semenio, de qua. Eccoli De qua, guarda che razza, Vabbè. fastidioso che non ti Certo. si alza. Spiderman, mi sono contento che ti sia così gioioso stasera. Sta fermo qua per piacere. Calma. Ti vorresti un gelato, qualcosa che ti manca il microfono. Polisucco, dai Sì, che una sì, manga. dov'è che c'è la prenditola? Per piacere, Prendi questo. Adesso troviamo. Spiderman, mi dispiace, però purtroppo che sei un problema. Sta fermo per piacere. Sì, Che sei un problema Qual è? e gli Avenger non ti vogliono più in squadra. Aia. Questa è una brutta notizia, detta così, su due piedi, eh? So, Anzi, su due zampe, non 8 so. zampe. Spider, Guarda, perché non si capisce con te parli. Si capisce? si capisce che fanno? Non si capisce, con te parli non si capisce niente con te parli. Che poi va a fare? maschera! E ora che aveva la maschera, avanti, tira su la maschera che per si la capisce maschera. con te. Vediamo, tira su Per la la maschera, maschera, se si per questo capisce con te parla parli, oh. E facile, no, senza maschera parlo meglio. Ma è uguale, scusa! Hai visto lì il Parla problema? uguale, parla questo qua. Si capiva un fiato più però, si capiva un fiato. Spiderman, e dopo te ne combini Peter Bertoldi in Francia, gli Avenger non te vuoi più. Basta, finita, chiusa, basta. Oh. Si è arrabbiato. Ma che no. Guarda anche il tacca qua scaffa. Non può- Dai. Dai. Ma non può piangere Spider-Man in questo modo. Dai, non sta a fare così, dai. Cos'è? Il gattino. Che schifo. Non sei proprio un ragno questo, Spiderman. Vabbè, dai, come hai fatto a dire che no a sti Più che un ragno è una gatta 700 pelosa, oggetti? sembra. Vabbè, Spiderman, facciamo così con Polifemo. Polidoro. Facciamo che te diamo una mano, vabbè? Vuoi una Te diamo mano? Facciamo una piccola esercitazione. Sì, vabbè, mi piace. breve, Dai, dopo dai, siamo curiosi, anche i ragazzi Allora, vogliono dai, vedere. Facciamo una situazione normale. Bravo. Facciamo, sì, dai, facciamo supermercato. Cos'è Supermercato, dai. che sì? Cos'è che sì? Cos'è Si che... che bloccare la schiena. C'è il massaggiatore della squadra qua. A posto. Spiderman, e ora, prima roba. Si che bloccare la gamba. C'ha l'addominale un po' prominente. Insieme io, vado a ascoltarmi per piacere. Cos'è che fa? È il E ora, compasso. Spiderman, The Avenger! Grazie. Wow. Prima roba, facciamo che sia il supermercato. Dai, Vediamo. va supermercato. Supermercato. Scena che poi succede al supermercato. C'è 4,50 €. Ma non ti sia cassiera del supermercato, ti sia Spiderman che va al supermercato, avanti. Dai. Mamma mia, che stile. Ragazzi, ma come sculetta bene? Fastidioso proprio, veramente. Che sei caffè a 2,50 Ma €. cosa mi interessa? Te sì, Spiderman in qualità di supereroe al supermercato perché è appena entrato da lì un criminale. Dov'è? Porca miseria. Si Vieni nasconde. Vieni qua, fastidio, vieni qua. Vai lì. Vieni qua per piacere, dai, avanti. Te gada andare, vieni qua, Spiderman, vieni qua. Te gada andare dal criminale e te che dici? Buonasera, Spiderman. No! Te che dici, sono Spiderman. Sono Spiderman. Ti dichiaro in arresto. Tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te. Vai. Vai, Facile, eh? vai. Sono Spiderman. Bravo, Ti dichiaro in arresto. bravo. Tutto quello che dirai sarà usato per fare il tè. Sì, è tisana, la camomia. Vai, sei scampato, guarda che sei scampato. Corre che drio. È nella zona degli surgelati, salta la vetrina frigo, salta. Salta? No, perché non ti assalti? Fai vedere. So con già i marroni l'ultima volta. Stai avanti. Ecco, è nella zona, adesso ha preso tutte le passate di pomodoro, le butta per terra per creare confusione. Vai. Come ti muovi con la salsa? Ma non la salsa, la americana. Guarda che roba. Fastidioso. Applauso meritano perché Se stanno dovevi facendo una fare l'applauso, dimostrazione faseo. di come combattere il crimine, grandi. Un altro Adesso esempio, vai. è nella zona della pasta. Dove vai? Vai. Butta su tutti i pacchetti di riso, gli spara per confonderti, c'è riso dappertutto, Spiderman! Riso dappertutto, Spiderman, cosa fai?
Fastidioso. Ragazzi. Spiderman, guarda. Il criminale ha catturato una dolce e tenera vecchina. Guarita, Come? guarita. Poveretta. È proprio il dialetto di New York, poveretta. Che si frappone tra di voi. Central Park. Si frappone tra di voi. Cosa fa? Si interpone tra di voi. Cioè, A sei in mezzo. così in mezzo. Sposta la dolce e tenera vecchina, dai. Sposta. Pian, Piano, delicatamente. pian, Piano. pian. Va fuori dai maroni, Oh, poverina! Adesso devi bloccare il criminale. Allora prendi braccio destro dietro la schiena, braccio sinistro dietro il braccio destro, inarca la schiena, sposta indietro il collo, prendi la gamba destra e la porti dietro la gamba sinistra. Il ginocchio sinistro viene portato verso la gamba destra. Spiderman, Che è successo? Sei incastrato? cosa è fai? successo, Spiderman? Vai. Mico sì, mi scampa una scorreggetta per... Dai che No! devo! Dai! Bel applauso, grazie, Ma come grazie. applauso? Andiamo Siamo a scorreggiata per l'applauso. Andiamo avanti, che sembra. Mamma mia. The Avenger proprio, che razza de fastidioso. E allora che salutiamoli, Ma- signori ma- Avenger! Vai con le mani, ritmo, ritmo, ritmo! Ah, bello, 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 mi piace, mi piace. Certo, prima di venire a fare una serata dedicata al baseball, mi sono scritto un paio di frasi che ho letto proprio per coloro che sono appassionati di baseball. Pensate che Einstein ha detto: sono sicuro che è più facile imparare la matematica che non il baseball. È vero secondo voi? No, è facile giocare a baseball. Invece una battuta che mi ha fatto molto ridere dice: perché mi sono sposato in uno stadio di baseball? Perché mia moglie voleva un grande diamante. Questa è bella. No, non vi è piaciuta? Il grande diamante? No, non è piaciuta. Vabbè, non era mia. Bene, no, la serata va avanti, abbiamo visto dei personaggi ovviamente del mondo della fantasia e i ragazzi amano veramente i grandi personaggi. Abbiamo visto poc'anzi anche qualcuno che cercava di entrare un po' fuori luogo, fuori tempo, però non gli diamo ancora spazio perché dobbiamo andare, abbiamo tante cose da fare. Come va? Vi vedo ancora anche un po' assonnati. Facciamo un altro test. Attenzione. Posso Ma scusa, se sto lavorando. no, gli ho chiesto il microfono. Ma ho capito, ma la sicurezza non può entrare. Me l'ha detto, ok, adesso potevo. no, per favore, evita di fare sta roba qua, a parte che siamo in televisione, Posso se devi fare- venire, vieni davanti, se no, Dai. ecco, eccolo qua, sì. Salvatore, facciamo un altro applauso a Salvatore Tore, detto Roby, giusto? No, Sì, però adesso se vi date il microfono, questo qua va avanti tutta la sera. L'ho chiesto a loro. Sì, è chiesto a loro, però. Se potevo fare un altro pezzo, perché io Sì, devo fare una onestamente, canzone. prima non è andata benissimo. O ti sei, Perché sono emozionato. Perché sei emozionato, hai preso una caramellina, c'è qualcosa? un po' di gente. Perché Sì, no, ho capito. C'è gente perché... Sì, c'è la gente, ho capito, però voglio dire, una caramellina l'hai presa perché avevi giù un po' la voce, ho visto qualche stecca, ho sentito qualche stecca. No. Cosa vuoi fare allora? Allora, volevo fare una canzone Vai, stringi, vai. delle mie terre. Delle tue terre? Sì. E tu arrivi da? Le tue terre? Da Torino. Da Torino, sei piemontese. Sì. Sei piemontese Sì, di Torino, quindi... Sono nato anche in altri posti. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vai al sodo, cioè, già nato in altri posti. Dove sei sono nato? di Torino, Torino. ma sono nato anche in Sicilia. Sono nato in Sicilia. Alle origini siciliane. Sì. È Salvatore, giustamente. Sì. Ok, ma vai, ci vuole ritmo per questa serata. Siamo in radio, Delta Radio, siamo in diretta streaming. Facciamoci sentire che siamo ritmati. Allora, faccio una canzone delle mie terre. Sì, vai veloce, vai, anche questa cappella, vai. Fammela in là, ce l'hai la nota, in là, la nota, là. Non so. La io nota, parto non così, devi spostare, mi raccomando. Vai, improvviso. improvvisa allora, vai. Annaia. Romagna mia. Questa è della tua terra? Romagna in fiore. Del Piemonte, Romagna Poi mia. dopo, tu sei La stella, vai tutti quanti, vai. Tu sei l'amore. Mi piace questa. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Grazie Salvatore! Va che c'è la tua bella casolare che ti sta aspettando. Grazie. Allenati un po' perché magari dopo ti diamo spazio. Hai qualcos'altro da dire? Ah, meno male, vai. Grazie Salvatore! Beh, ci sta aiutando la serata, ragazzi, non è facile. Non è facile, però
hai visto che, ecco, abbiamo visto un personaggio poc'anzi, vi voglio un attimo... Allora, qua siamo a Rovigo, il mare quanto dista da qua? Quanto dista? Quanto dista il mare da qua? Quanti? 50 chilometri. Allora facciamo una cosa, faccio un piccolo gioco, voglio portare il mare qui in piazza. Attenzione, tutta la curva qua sulla mia destra, quando faccio questo gesto farete il rumore dell'onda del mare che va, che fa così. Proviamo? Vai. Più forte, vai. Che bravi, un po' meno perché ho la vescica debole, questo va bene. Voi invece farete l'onda del mare che viene, la risacca che fa così. Tipo il brodino, quando il brodino, ok? Proviamo la risacca, vai. Più forte, vai. Un po' meno, ragazzi, piano. Sentiamo l'onda del mare, voi potete chiudere gli occhi e immaginare il mare, vai. Senti, vai. Più forte. Bravi! Attenzione, tutto il gruppo centrale, quando faccio questo gesto, farete il verso dei gabbiani, che fa così. Ah, ah, ah! Ok? Attenzione, proviamo i gabbiani, vai! Sindaco, da solo sullo scoglio. Vai! Ma come risucchia bene? Gabbiani! C'è stata una moria di gabbiani, siete rimasti in 8? Attenzione, tutti gli altri in fondo, quando faccio questo gesto, farete il rumore della nave che fa così. Ok, proviamo la nave, vai. Minchia, è già affondata la nave. Ragazzi, voce, vai. Senti questi come vanno. Il risucchio perfetto. Gabbiani! Che belli che siete. Mare, nave! E già, ragazzi, veramente una nave così non ho mai visto neanche Schettino, peggio di Schettino, ragazzi. Attenzione, attenzione, perché ho bisogno... Lo facciamo fare al sindaco? Allora, vice sindaco? Eh sì, l'assessore. Sì, perché c'è il physique du rôle. Quando ti indico, dopo il rumore della nave, del mare e dei gabbiani, quando ti indico, ti alzi e fai il faro. Tu sei perfetto come faro, illumina anche quelli dietro che l'altra sera si sono incazzati con me. Attenzione, è l'ultimo, siamo in diretta, streaming e in radio, attenzione su Delta Radio, vai, mare. Gabbiani, ancora. Nave. Niente, ha preso lo scoglio la nave. Ancora, vai, l'ultimo. Il faro! Signori, Papa Francesco, facciamo un applauso anche di là. Bravissimi, il mare a Rovigo abbiamo portato, è straordinario tutto ciò. E allora adesso andiamo a ridere con un grande personaggio, un grande monologhista. Signori, facciamo un applauso a Davide Stefanato! Vai Davide, tutto tuo. Ciao. Facciamo così. Allora io esco e voi fate finta che siete contenti, va bene? Fate. Stefanato, buonasera! Grazie. Vedo dipinta nelle vostre facce l'espressione ma chi seo? È anche vero, eh. Vabbè, io sono di Treviso e la domanda che vorrei farvi è questa. Chi non è veneto questa sera tra di voi? Sulle mani, chi non è veneto? Ah, tutti i locali tranne loro? Di dove siete voi ragazzi? Eh? Sì, Rovigo, Saria in Veneto, figlia prova contraria. Non vorrei dire, ma Saria in Veneto. Signori, noi veneti siamo un popolo straordinario. Per carità, gran lavoratori, staccanovisti, ma ci piace anche divertirci. E su alcune cose siamo anche piuttosto strani. Ad esempio, le piccole cose legate alla canzone tradizionale. Voi sapete qual è la canzone tradizionale più cantata in Veneto? Lo sapete? È questa. Datemi una mano. Se i mari fosse de toccio. Se fa di energia, però per un funerale ci è. E i monti de Poenta. Oi mamma che Poenta è perché
Era l'immediato dopoguerra, era normale immaginarsi dei monti, dei Poenta e dei mari, de Toccio, mancano solo dei torrenti, de Cren e dei laghetti de Sardegna in Saor. Ma la seconda strofa comincia a diventare strana perché dice: tutti mi dicono, ma bionda io. Questo Nagas è sempre. Porto i capelli. Signora, magari ha bevuto prima di venire qua stasera. Tutto a posto? A posto se è una parola grossa, che era insomma che è. Neri come il... Perché? Questa qua non è bionda, non è neanche castana chiara, non è neanche i colpi del sole, sta quasi nera corvina, eppur tutti la chiama bionda. Perché? O siete tutti daltonici, o si fuma i barbe dei panocci, fioi. Ma anche io, signora, penso. Ma la terza strofa comincia a diventare estremamente strana perché dice: la memorosa vecchia, la tegno de riserva, e quando spunta la porto scolar. Perché non mami? Te lo dico a me perché non ti ama più. È il massimo di ambizione che te gase fare un bagno nel Toccio. Tomorosa se more, a ti e ciami bionda e a tuo ex ti porti a pascoare. Ben che vase una cavara, ma che vase una vacca. Dai! Dai, scusate, ma grazie, applauso spontaneo, ma dai. Anche le canzoni per i bambini sono piuttosto strane. Quella che fa Ninna nanna, Ninao, sto puteo, a chi io do? E se tu te ottieni, io darò alla Befana che si ottegna una settimana e mi stavo sveglio tutta la notte. Io darò all'uomo nero che si ottegna. Ma sei canzone da cantare un puteo sta qua? La canzone tradizionale partenopea esalta la bellezza di Napoli e della sua gente. Anche noi, veneti, nelle nostre canzoni esaltiamo proprio la nostra bellezza fisica. Bellezza fisica esaltate da canzoni del tipo Goba so pare, goba so mare, goba la fia de sossorea iera. Voi? Di più? Goba so pare, goba so mare. Si è morto qualche duni? Anche ad esempio le filastrocche, ve le ricordate? O quelle che facevano Manina Bea, Fata Penea. Cioè, era qui a Rovigo. Dove si tundada, da nonna Bea, cosa tu mangià, pan e latte. Gate. E mi guardava mamma, come dire, dove si tundava senza dirmi niente, Oppure a storia del signor Intento, la conoscete? Che dura tanto tempo, che mai non si destriga, vutu che ti a conte o vutu che ti a diga. Conteme a nono, non si dice mai contemea, perché se la storia del signor Intento che dura tanto tempo, che mai non si destriga, vutu che ti a conte o vutu che ti diga. E ora dimmi a nono, non si dice mai dimmi, perché se la storia del signor Intento che dura tanto tempo, mai si destriga, vutu che ti a conte o vutu che ti diga. Conte, ma si mai conte, la storia del signor Intento che dura tanto tempo, mai si destriga, vutu che ti a conte. Se no batti mamma via un colpo, ve lo dico, non mi conviene, ma tema. Gli sciogli lingua. Ti che te tacchi i tacchi. Me tacchi tu i tacchi a mi. Mi che tacco i tacchi, taccarti i tacchi a ti. Mi no che non te tacco i tacchi. E adesso lo ripeterà la signora qui davanti. Oppure le conte da bambini, ve la ricordate? Quella che faceva Ambarabà? 3 civette. Che dolce è fino a qui. Cosa faceva le civette? Che facevano con la figlia del dottore. Il dottore è per forza. Ti arrivi a casa e trovi tua figlia con 3 volatili, non va bene sta roba. Un'altra conta assurda era quella che faceva Ciccio Bomba. Cosa fa sto qua? Che sate capissi che non sei magro. Fa la cacca nel bicchiere. Ma va a dire una siesa a sto punto. Il bicchiere si spezzò per forza, Ciccio Bomba e qua mi fermo.
E qua mi fermo, signori. Il Veneto non è un dialetto. Il Veneto è una vera e propria lingua che trae origine dalle più grandi radici linguistiche del mondo, Mediterraneo, Nord Europa, Inghilterra, ma anche Estremo Oriente. Vi faccio degli esempi. Quante volte avete sentito la frase «Oh, te vai in Spagna, te parli dialetto e te capisce tutti?» Sta qua, signori, se, una sacrosanta bueada. So sta a Madrid, go parlare dialetto, roba che moro di fame. Con l'inglese invece l'associazione linguistica è immediata. In inglese, you and me. In dialetto, me e you. Ma il dialetto veneto è simile anche al giapponese. Vi faccio un esempio. 2 settimane fa ero in vacanza in una nota località turistica internazionale, Cortellazzo Punta Sabioni, e c'era un papà veneto doc che rimproverava il figlio perché il figlio aveva messo in bocca della sabbia. Il papà veneto doc lo rimproverava così. Ditemi se non sembra giapponese. Papà veneto che lo rimprovera perché ha messo in bocca la sabbia. Guarda il puteo che fa. Areo! Areo! Ah, tu saya? Non so in che zona del Veneto che fosse. Ah, tu saya? Oh, moiazzo. Oddio. Te udite de non saya? Te udite de non saya? Sciafon! Ditemi se non sembra giapponese, dai. Il Veneto è una lingua multiforme, sfaccettata. Ci sono parole in Veneto che sono intraducibili in italiano, come ad esempio in questa stanza si percepisce come un odore di acqua stagnante e di pesce andato a male. In Veneto, sada freschin. Oppure, barista, per cortesia, potrebbe mescere un bicchiere di vino possibilmente rosso? In dialetto, butanombra. Oppure, ieri sera una splendida fanciulla mi ha chiesto di andare a casa sua e fare all'amore per tutta la notte, ma io ho rifiutato perché questa mattina dovevo svegliarmi molto presto per andare al lavoro. In Veneto, bravo Mona. Beh, fatelo. Noi, signori, siamo legati al Veneto. Molte volte quando dobbiamo parlare in italiano dobbiamo tradurre dal Veneto. L'altro giorno ero in un negozio, c'era la mamma con suo figlio, il bambino cercava di aprire la porta per uscire dal negozio, la mamma amorevole è andata da lui e gli fa: tesoro, no, guarda tesoro, così si apre e così si sera. Mia zia ha una certa età, ma da poco ha una nipotina, la Adele, che lei adora. Però la mamma della bambina ha detto a mia zia: signora, non voglio assolutamente che mia figlia impari il dialetto, ha capito? Mia zia, pur di stare con la bambina, si sforza di parlare l'italiano. Ma mia zia ha sempre parlato il dialetto. Mia zia pensa in dialetto. Mia zia sogna in dialetto. Per lei il materasso è ancora estramasso. La cornice è ancora assoasa. La fotografia è ancora assomiglia. E quando è arrabbiata dice: ara che tacco a sciafonera. Però quando parla con la bimba si sforza di parlare l'italiano con questi risultati. Amore, tesoro, dai una mano alla nonna a preparare la tolla. Prendi i pirroni. Di fianco ci sono anche gli sculiari. Finiscono di cenare. Portami il piatto che gli do una resentata. Dai una furbita alla tolla che è piena di fregolle. Prendi una canevacchia. No, ma che cos'è la canevacchia? Tesoro, la canevacchia è come la strassia. Ma che cos'è la strassia? No, la strassia è come la canevacchia per le fregolle. Sulla tolla ci sono le fregolle, tu con la canevacchia o la strassia con la cavarana canevassa a casa tomare sacro no!
Perché dopo se sei stufa, perché le femmine venete sono così. Messia lo dice sempre, mi fa so tutto quello che dice me Mario, se ho deciso prima me. Perché signori, noi veneti siamo così, saremo un po' anche un po' eccessivi, per carità, saremo staccanovisti, saremo un po' cialtroni. Però abbiamo un cuore grande, pensate che siamo la terza regione in Italia come donatori del sangue, siamo la seconda regione come volontari in generale, siamo la prima regione in Italia per soldi dati ad enti di beneficenza, signori. Alcuni, grazie, ma è la verità, alcuni sedicenti intellettuali hanno detto che i veneti sono un popolo di imbriagoni e servette da commedia dell'arte, imbriagoni e servette da commedia dell'arte. Ebbene sì. Forse saremo anche un popolo di imbriagoni e servette da commedia dell'arte, ma quando si tratta di alzarsi e dare una mano, siamo sempre i primi. Sì, alla Baseball Night, Davide Stefanato! Grazie! Grazie a voi, Davide. grazie per questa bella serata, grazie! Ciao. Bella energia questa sera. Signore, mi ha riconosciuto, sono quello di prima, ho messo il cappellino, ho cambiato look, come a Sanremo, faccio 2 o 3 cambi. Però c'è un'energia speciale questa sera, io faccio anche un po' di magia. Volevo provare a fare un piccolo gioco di magia, signori, attenzione, ho qui come una corda. Attenzione signora, posso coinvolgerla? Semplicemente attraverso la sua energia cercheremo di fare rizzare la corda. Se la sente? Sì, signora, sto guardando lei. Sì, sono leggermente strabico, diciamo che è difficile prendermi alle spalle. Ho un leggero strabismo. Si concentri sulla corda, si concentri sull'unica cosa che sta penzolando. La mia corda. Attenzione, adesso al mio 3, si concentri, faremo rizzare la corda. Siamo pronti? Contiamo tutti insieme fino a 3, siamo pronti? E... niente. Signora, si concentri sulla corda. Siamo a 1 o 2, mi sono perso. Facciamo 3 secco, vediamo se ce la facciamo. Tutti con un po' di atmosfera. Oh! Signori, e... e se non fate qua l'applauso non so cos'altro fare. Sì, ma devi inquadrare me. E io che sto facendo, sono io qua che sto facendo la magia. Siamo in streaming, signora. Lei è l'unica che è riuscita a farmi rizzare la corda. Complimenti, grazie. Signora, faccio anche spettacoli di magia per battesimi, comunioni, matrimoni, separazioni. Dico, all'occasione esco anche da pacchi e da torte. Le interessa più il pacco o la torta? Occhio a non sbagliare. La torta! Facciamo un applauso alla signora, se si scherza naturalmente, grazie! Ci deve essere il marito di fianco, vedi? Subito la corda si è lasciata andare. Bene, allora siamo giunti a un momento in cui dobbiamo richiamare sul palco, perché è il momento dello sport, di dare spazio allo sport. Abbiamo cantato, abbiamo fatto 2 risate insieme. Chiamiamo sul palco di nuovo Lucio Taschin! Senti che ritmo! Bello Lucio, atletico, grande. E il tuo momento. No, eccolo. Sì. Allora, devo chiedere una cortesia Sì. ai nostri ospiti. Okay. Saluto Cristiano, parto da te, se vuoi gentilmente venire a dietro. Vieni Cristiano, anche vieni. I nostri sponsor, sindaco, direttore. Vi vogliamo sul Alberto, palco. prego, ecco, se andate là dietro, state attenti. Ok, Cristina, sì, eccola qua, vieni pure. Daniela. Vieni là, Alessandro, Vieni. ti fai pregare Alessandro, so che sei molto innamorato di tua moglie che è lì vicino con te. Eccolo lì. Vieni. Intanto salutiamo gli amici Andrea, di vieni. Delta Radio, perché siamo in diretta sulla Delta Radio e ovviamente streaming guarda che roba. sul sito e sulla pagina. Questa tu la conosci? Wow. Beh, la conosco, sì. Questa è la palla da baseball, da softball. Questa qua da softball. Ma sei un mito, porca. E allora? Allora, intanto, ecco, sì, se gentilmente venite su, ragazzi, venite su con calma. Qua scatta Tirate qua l'applauso dietro, un perché applauso abbiamo insomma, di questi tutti- ragazzi qua. E invito anche invece gli altri ragazzi della Seniores, Under 18, Forza, ragazzi. Under 15. Prego, ragazzi, se volete venire qua. Li mettiamo qua Io davanti? sceglierei un percorso un po' più facile, il softball, l'elite. Forza, non fatevi pregare, ragazzi, forza, venite qua sotto. Ma guarda che E poi atleti qua, facciamo un po' ragazzi. di Che contorno, roccia. ovviamente gli allenatori, tutti quelli che sono diciamo nella parte tecnica agonistica. Prego ragazzi, forza, venite qua È il vostro sotto. momento. È il vostro momento, quindi se vi girate poi di là per gli amici fotografi, Ok. eccoli lì. Vieni.
Bravi ragazzi. state Allora, quante squadre abbiamo, Enzo? Quante squadre possiamo avere noi? qua? Una Cioè, decina? Due. Due? Due squadre. Come solo due? Tre. No, di più. Allora, quante persone ci sono in una squadra di baseball di softball? Beh, quanti so che in vanno in campo ne vanno 9. 9, Sì. sei preparato Enzo. Allora devo chiedere ai Oggi che ragazzi studio. se gentilmente vi Suggerisci. mettete un po' dietro, invece agli ospiti se gentilmente venite qua davanti. Ecco, prego, 9 Achille, inning ci sono, giusto? Ci Bravo, cambiamo un attimino. Ciao Mirka, Poi. vieni, cara Paola. Ecco, se venite qua e facciamo già, prego, se volete venire. Oh, qua ma adesso le davanti. ragazze del softball. Eccole Poi vi qua, le mischiate fanciulle. qua, facciamo Buonasera, buonasera. la foto di Ciao, squadra. ragazze. Ciao. Oh, ci sono le fanciulle del Allora, softball. ci dovrebbe essere anche un tavolino qui. Il Con- tavolino famoso, Silvia, Con le vieni su. targhe, con le targhe. Fatevi vedere, ragazzi, state Il tavolino a è favore lì. di Ok. camera. Allora, se gentilmente il tavolino me lo potete portare qui, chiedo agli amici. Tu sei venuto per fare l'assistenza sanitaria, stai facendo tutt'altro. Ma è così Perché lo Dobbiamo spirito. ringraziare anche Blu Soccorso che ci protegge. Grazie, facciamo un applauso anche a stasera. Blu Soccorso. Quindi, Grazie veramente per essere presenti. Buonasera. Allora, adesso col tavolino qua riesco a avere un po' più il polso della Giusto? situazione. Stai tranquillo, va tutto bene. Allora, io Siamo in direi diretta, che diciamo anche sulla pagina Facebook. la pagina Facebook, ecco, Baseball and mettiamola softball. pure qui. Softball, Grazie, giusto? mettiamola pure qui. Ok. Rovigo. Allora io direi che possiamo iniziare. Beh, insomma, Enzo, diamo un Vai, po' Lucio. la parola ai protagonisti. Ci Questo mancherebbe. è un lavoro di squadra del comune che ci ospita. Grazie. E che gentilmente, insomma, promuove il Baseball Night ormai da 12 anni insieme con noi, quindi devo ringraziare il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin, l'assessore e vice sindaco Andrea Bimbati, eccolo lì, Ecco lì, l'assessore. nascosto dai ragazzi. Devo ringraziare anche Luigi Gigi Paolone che è qua con noi, l'altro assessore agli eventi del Comune di Rovigo. Io direi, Massimo, che insomma siamo a casa nostra, possiamo dirlo, quindi siamo nella piazza del Comune e insomma io ti darei subito la parola per un saluto a questi ragazzi e a queste persone che sono qua in piazza stasera. A te Massimo. Prego. Aspetta. Hai il microfono. No, tieni. Vorrei anche Alessandro Bognolo qua con me, dov'è? Sì. Alessandro, Ciao Lucio, Ok. ciao ecco, se Rovigo. vieni qua vicino a me, Ascolta e Pollodoro. c'è da vieni qua un lavorare, attimo. Non mi sente. Pollodoro. Sono qua, perché stiamo vieni suggerendo qua un perché siamo in attimo. diretta. Guarda Ok. che bella maglietta che Ti ha, piace? col cravattino. Hai visto? Mi sono Io messo lo devo elegante portare stasera. tutti i giorni. Me ne farò fare una così con Con la cravatta te la Mi faccio sembra fare. ai tempi delle cinture di sicurezza. Se ti vuoi anche ricordi? con le bretelle la fanno. Forte Ok. Pollodoro. Polidoro, ma anche Po- Polidoro mi chiamano così. ascolta. Pollodoro. Che scherzo. Super No. Chicken. Tutto a posto Lucio? direi che è il nostro momento. Grande sera. Prego a te Massimo. Prego, Allora, faccio piccolo. salto subito Vai al dunque. al dunque. Vai alla polpa. Vado alla polpa. Esatto, vai. Quindi Solo. vado al dunque Vai. perché Preparato il... una pubblica amministrazione, come dico io, si pronuncia con atti. Atti. Con atti. Tralascio. Fatti. Intanto salutiamo le amiche e gli amici che ci seguono in diretta radio, Delta Radio, e in ci streaming seguono TV. in streaming. Salutiamo. Tra l'altro, Massimo, scusami, tra l'altro siamo in diretta anche Siamo in tramite diretta? sempre il canale Facebook sul Bar del Baseball, che salutiamo del gli amici del Bar del Baseball. È un gruppo di 20.000 persone che sono iscritte a un gruppo volontario e ci hanno proprio chiesto di promuovere la diretta. Quindi siamo in tutta Italia, Bene, 20.000 persone sono attualmente Salutiamo collegate anche con, loro. con cosa. Tanta roba. Però il mio primo pensiero va ai volontari tutti, perché sappiamo che nelle attività sportive soprattutto, ma non solo, i volontari sono la nostra La forza. la forza di tutti. Io ho fatto una battuta prima ai volontari dell'Aviside, ho detto io ho un po' un sangue così, insomma, con gli impegni che ho, con le responsabilità, in questo momento magari, però era una battuta inappropriata perché noi dobbiamo sempre pensare prima agli altri e la mission dell'Aviside credo che debba superare tutto e tutti, quindi è giusto ricordare che magari un passaggio anche rispetto anche a tutti gli altri gazebo e dopo li presenterete voi, insomma, chi Certo, sostiene certo. le attività, però Assolutamente. Aviside merita un passaggio che va al di sopra di tutto e di tutti. Caro Lucio, da un po' di tempo che stiamo lavorando a questo atto che Mi porteremo... sembra di conoscerlo No, sì, vagamente. lo conosci, però ieri sera eravamo qui con gli altri amici del rugby, certo. del rugby. Questa sera, che è lunedì, siamo qui con voi, dovevamo esserci
Venerdì. ma ahimè il maltempo ci ha portato tutti quanti noi a riorganizzare la serata. Un inciso all'inizio, siccome prima ho ricevuto diversi messaggi e telefonate, abbiamo la piazza al buio. La piazza al buio con i lampioni spenti era tutto organizzato, vero Lucio? Chiaro, assolutamente. Sì, chiarissimo, perché insomma... Tra l'altro guarda che belli anche questi Bellissimi riflessi che ci sono sì. sul Palazzo Roverella e su questa Rimaniamo parte dell'Accademia. in tema rosso-blu, che poi sono i Assolutamente. colori Non cambia sociali colore. vostri, del rugby, ma comunque del cuore che batte forte della città di Rovigo. Ma passiamo a quello che accadrà o giovedì o venerdì, dipende dalle tempistiche del Consiglio Comunale, che è già transitato in giunta e che, vogliamo dirlo, che ridà dignità al baseball, a tutte le famiglie che frequentano l'impianto sportivo del baseball, e ripartiamo da lì. Non si è mai fermato nessuno. Diciamo che produrre degli atti è una cosa complessa, ecco. Però l'importante è che giovedì o venerdì, dipende dalle tempistiche, caro amico, perché il Consiglio Comunale si riunirà alle 19 e porteremo in approvazione la delibera di concessione in uso del plesso sportivo, così è scritto e così leggo per evitare fraintendimenti, campo baseball e softball, sito in Rovigo in via Vittorio Veneto. Quindi la sostanza è questa, era ora e condivido era ora. Bisogna lottare tutti i giorni con le unghie e con i denti, come faccio io, come fa la mia squadra e come fa il Consiglio Comunale che si schiera, e noi l'abbiamo fatto. Fermo restando che facciamo il tema bravo. rispetto a certe situazioni che fuori dal palazzo si fa fatica a comprendere, e comprendo anch'io che si fa fatica a comprendere, perché quasi tutti i giorni, lo sappiamo, ci sono degli aggiornamenti normativi, ma veniamo a quello che è importante per voi e che quindi andremo a restituire alla vostra società. Insomma, andiamo a completare questo i lavori. Quindi tu prima hai citato la doccia. Sì, perché è la prima cosa che... E non solo, quindi è questo l'atto più importante. Perfetto. Andare oltre. Allora ragazzi, io propongo, siamo qua tutti ragazzi, sta doccia prima o poi andiamo a farla da giovedì o venerdì. Andremo in delibera. Andiamo in delibera e poi cominciamo i lavori. Inizieranno i Ragazzi, lavori, sono importanti applauso! E la comunità è quello che aspetta. Devo dire che questa sarà la vittoria un po' di tutti noi, ecco. Poi di chi ci ha messo insomma del suo, e quindi grazie di questa notizia. Io tra l'altro invito anche di andare, magari se vogliono andare in Consiglio Comunale, perché magari sarà per noi un momento storico e quindi il Consiglio Comunale è sempre aperto al pubblico. Aperto a tutti, quindi la cosa. Bene. Grazie bene. Massimo, e allora Grazie a voi. io direi che il nostro press Alessandro Bognolo. Ciao Presidente, ciao. Allora devo dire che questa sera abbiamo dei premi per le nostre persone che ci sono venute a salutare. Tra l'altro un'opera artistica fatta a mano apposta per noi, quindi c'è proprio un maestro vetraio che non è di Murano ma invece è un ragazzo di Roma che è nel nostro mondo, li ha fatti a mano apposta per questa serata, e quindi direi un grande applauso. Grazie a voi per la pazienza, posso dirla. Grazie, so che sarà in bella vista nel tuo ufficio. Benissimo, allora io direi che possiamo dare la parola a... andiamo pure con i nostri sponsor. Cristina è lì vicina, quindi io direi di approfittare. A SM7 abbiamo visto prima, insomma, abbiamo parlato prima del gazebo, invece azienda del territorio, e soprattutto ricordo anche le tue parole che ho sentito ieri sera, è partecipata dal Comune, quindi vicina, strettissima con il nostro territorio, e quindi a te Cristina la parola come Presidente di SM7. Buonasera a tutti. Azienda che supporta il Comune ma in tutte le attività, lo abbiamo detto ieri sera, dallo sport alla cultura al sociale. La vostra società ci sta particolarmente a cuore perché trasmettete valori non solo di sport ma di vita. Io l'ho testato, ho visto, siete tanti, siete bravi, siete impegnati e aiutate i giovani a crescere e mantenete un ambiente molto, molto gioviale dove c'è tanta solidarietà. È un piacere sostenervi, noi ne siamo orgogliosi.
continueremo a farlo. Questa è una svolta particolarmente importante. Io sono sempre in contatto ovviamente con il nostro sindaco, con l'amministrazione comunale, col vice sindaco e ancora con l'assessore Paolone. È una cosa questa di raggiungere questo obiettivo importante per voi, ma per tutta la città, che è sempre stata parte e obiettivo appunto condiviso della nostra città. È un valore aggiunto, quindi oggi veramente possiamo, credo, festeggiare e continuare a creare qualcosa di molto bello. Io so che voi ce la farete, ne sono assolutamente Assolutamente sì. Quindi grazie veramente di cuore. per quello Grazie che fate. Cristina, Grazie. e anche a te un piccolo omaggio. Targa. Grazie. Sandro, sei bello, ma se ti giri lo sei ancora di più. Non so se sei d'accordo, Enzo, se no, il li nostro vedo bene presidente insieme, molto è di carino. una bellezza, dice Donna Franca, che è sua moglie. Ah, ok. È proprio, non so, non troviamo le parole, vero Franca? Ma che Benissimo, allora io invece vorrei invitare qui il gruppo di ITAS, in particolare Alberto Rossi, perché ITAS, se noi siamo diventati, caro Alberto, 100, oltre 160 atleti che curiamo tutti i giorni, abbiamo vinto 3 titoli italiani indoor, abbiamo vinto veramente tanto negli ultimi anni da quando ci siete voi, ma più che aver vinto titoli abbiamo vinto la scommessa, come ti ricorda il nostro sindaco, la scommessa del territorio. Noi siamo estremamente inseriti in questo contesto cittadino, non solo a livello nazionale, e quindi io ti ringrazio te, ringrazio soprattutto ITAS per questo, e ti passerei, non so dove è finito il microfono, eccolo lì, grande Cristiano, e quindi ti lascerei la parola, Alberto, per un saluto in nome di ITAS. Grazie. Grazie a te. Buonasera a tutti, per me è la prima volta qui a Rovigo, invece per Lorenzo, che è la nostra, diciamo, sentinella sul territorio, è normale essere qui. C'è uno spirito bellissimo, quindi è veramente bello, ed è la dimostrazione di quello in cui noi crediamo come compagnia, come mutua, perché siamo una delle poche mutua assicuratrici sul territorio italiano, ed è bello vedere come sia possibile investire non solo in termini economici ma anche in termini sociali su un territorio, e io penso come le aziende debbano fare, perché i ragazzi che sono oggi qui sul palco e anche quelli che sono sotto sono la dimostrazione che le aziende hanno il dovere di fare questo e reinvestire almeno una buona parte dei loro introiti sul territorio per far crescere le comunità e rendere la vita di tutti noi migliore. Quindi grazie a voi di tutto, veramente. Allora, caro Alberto, davvero grazie, portalo con te nel tuo ufficio, però dobbiamo dare indietro a Lorenzo Rossi quello che qualche maldestro entrando nel suo ufficio gliel'ha rubato. È entrata della gente nel suo ufficio e gli ha portato via della cosa. E cosa gli ha portato via? La palla. La palla, che poi dovremmo firmare. Una però. Lascio la palla da Sopol, questa so che ci tieni tanto, ma anche l'altra. Scusa, E ragazzi. Alberto, questa invece è la pallina in segno. Bella. Però, caro Alberto, io vorrei che il presidente... Anche la divisa. Presidente, caro Alberto, guarda cosa ti abbiamo preparato qua. Anche col nome personalizzata. E quindi un grande Tanta applauso roba. per Alberto Rossi e ITAS Assicurazioni. Grazie, ITAS. C'è fermento, veramente anche i ragazzi sono belli carichi. La taglia è 4XL, perché... Brava. L'ha portata un po' larga, giusto? Ok, grazie ancora, grazie ovviamente a Lorenzo, non ti ho dato la parola, ma insomma è la cosa. Grazie mille. Poi allora abbiamo i nostri ospiti anche Oxford School qua con... eccola qui, prego. Abbiamo, cosa possiamo dire di Oxford? Oxford è una nostra partner. Prego, se vai di là, Sandro, mentre tu... Oxford School, ti do un microfono, però con due faccio un po' fatica. Allora, con Oxford abbiamo iniziato la Parent School, Enzo, cioè in pratica la scuola per le nostre famiglie, quindi facciamo inglese, abbiamo fatto educazione alimentare, abbiamo fatto tante cose. E con Mirka siamo ovviamente in stretto contatto, là c'è il gendarme pronto, insomma, a intervenire, che è lui e suo marito praticamente. Sì, ho capito. E quindi Mirka, se vuoi dire proprio due parole. Io vi ringrazio di essere qui, sono molto felice e vi stimo e vi ammiro per tutto quello che state facendo. Voi avete vinto in partenza con tutto quello che avete costruito. Grazie. Oxford School, partner. Sì, la delibera, Enzo non la sai questa, ma sarà la prima delibera in doppia lingua, italiano e inglese,
Tanta roba. Sì, perché secondo la burocrazia italiana si legge meglio in inglese. Ok. Vabbè, dai, ci portiamo Ok, avanti. Sandro, stai lì che mi devi dare una mano. Allora chiamo il nostro grandissimo direttore di Rovigo Banca, Ruggero Lucin, per un saluto da parte di Rovigo Banca, partner storico del nostro Baseball Softball Club Rovigo. Anche qua, altra cosa e non è casuale, banca del territorio, perché qui siamo, il filone è sempre quello. Ho visto che c'è questa... Prego, direttore. Grazie mille. Un caloroso saluto da parte di Rovigo Banca, da sempre vicina ai giovani, allo sport e alla propria città. Ci piace molto sostenere lo sport anche perché porta con sé tantissimi valori da tutti riconosciuti. A noi piace in modo particolare l'ottimismo, la possibilità anche dopo la più difficile sconfitta di ricominciare da capo, con volontà, impegno, determinazione, impegnarsi e ottenere nuovi successi. I successi poi, se si ottengono in squadra, sono ancora più belli, ma se si ottengono con un direttore sportivo come il nostro Lucio Tassin, sono davvero meravigliosi. Grazie, grazie Ruggero. Grazie. Sei sempre un signore, davvero. Grazie mille. Questo nel tuo ufficio, nel bel palazzo di via Casalini, ci sta veramente bene, grazie. E abbiamo invece Paola Pisani per Avis Aido, nostro partner, e ovviamente invito tutti ad andarli a trovare. Paola, prego, ecco, a te il palco. Paola, anche per te un applauso. Ecco. Ciao a tutti. Intanto Massimo Brancaglion, sei qui. Vieni Massimo. Dov'è Massimo? Un ospite eccezionale. Sì, Prego. Allora, noi siamo con il banchetto, come ha detto il sindaco, qui alla sinistra del palco. E più volte si è detto durante la serata che nello sport ci sono tanti volontari. Rovigo è una città di sport ed effettivamente di volontariato. Le famiglie sappiamo quanto si danno da fare per sostenere le associazioni sportive dove i loro figli praticano sport, e quindi anche questa sera è pieno di ragazzi e delle loro famiglie. Noi vi aspettiamo al banchetto perché con Avis e Aido siamo sempre vicini allo sport, il valore del dono è un valore che ci accomuna e vi diciamo abbiamo bisogno di iscrizioni perché Rovigo comunque è una città che sostiene con il sangue anche le altre province e anche per poter donare gli organi serve comunque sempre il sangue, perciò aspettiamo donatori per iscriversi al banchetto, ma anche volontari perché anche noi abbiamo bisogno di una mano per fare questi banchetti e presenziare alle vostre manifestazioni. Grazie, ringrazio anche le volontarie di Avis Aido. Voglio Voglio ringraziare anche gli amici degli agenti della sicurezza, della polizia e dei carabinieri che sono qua in piazza, stanno lavorando per noi, grazie di quello che fate, grazie mille, li vedo là in fondo, grazie. Allora, io direi, insomma, Andrea, io da assessore allo sport, da vice sindaco, insomma, un breve saluto ci sta, Andrea, perché siamo addirittura d'arrivo e poi abbiamo poi altre due piccoli interventi. Vai in primo piano, fatti vedere bene. Andrea, insomma, ieri sera il rugby, questa sera il baseball, sempre rosso-blu. Due serate che confermano che non solo lo sport, ma tutta la città è assolutamente attiva. Quello che dicevamo prima, c'è un settembre di iniziative straordinarie, sportive, musicali, culturali, di ogni genere. Quindi noi siamo felici che voi continuiate a offrirci queste serate, perché poi il merito, come ha detto bene il sindaco, è anche gli sponsor. Noi ci mettiamo del nostro, ma senza di voi ovviamente tutto questo non sarebbe possibile. Quindi grazie per quello che fate tutto l'anno e non solo questa sera, chiaramente. Grazie Andrea, grazie Grazie mille. a voi. Sì. E vorrei presentarvi la lady del baseball softball Veneto, Daniela Olivieri, che so che adesso mi sta tirando delle maledizioni. Vai, il Daniela. microfono. No, il microfono, prego Daniela. C'è un potere straordinario prima. Sì. No, infatti. Sono troppo forte, veramente. Intanto ringrazio Lucio, il presidente del Rovigo, per l'invito. Perché a Verona, Enzo, si dice il Lucio. Il Lucio. Il Lucio, il Roberto, Allora, il, ci sono capito? poche Cioè, persone con l'articolo davanti. Sì, il- Una di queste è lui, è il Anche a Milano lo usiamo, l'articolo davanti. È Lucio. Allora, intanto ringrazio veramente per l'invito. Io è la prima volta che vengo qua e devo dire che è una sorpresa perché non mi aspettavo tutto questo. Diciamo che il lunedì un po' disgraziato, ecco, come giorno, però dai, insomma. No, questa, insomma, tutto questo, credo che io non ho mai visto una società che organizza una cosa del genere. Ah, quello sì. E sono andata un po' in giro, dove mi Quello invitano sì. io vado. A Rovigo fai fatica, ma in giro anche. Ecco, quindi Rovigo è una società che lavora molto bene con il territorio, con l'amministrazione, con gli enti locali, con le famiglie. Io non lo so,
con gli atleti ovviamente. Il presidente e Lucio sono l'anima di tutto questo. È il nostro Vi press. ringrazio, È il nostro veramente. press. Ciao Rovigo! Ciao, grazie Daniela. Rovigo! Grazie. Ok, io non so, Massimo Brancalion sei qui, mi aveva promesso che era qui. Sì, l'abbiamo visto. Ma dov'è nelle Massimo? retrovie con anche i suoi colleghi. se Siamo... non sbaglio. Eccolo qua! Stai qua, stai fermo qua. Guarda Stai fermo che qua perché abbiamo strappato da una riunione. Massimo, ma che roba, con lo sei qua. sperino. Però Massimo, una foto pezzo che no? È quella lì. Sei più giovane dal vivo, eh? Guarda, io volevo salutare invece un amico del Baseball Sopra Club Rovigo, addirittura a livello regionale. Sì? È l'assessore regionale allo sport, è polesano, è Cristiano Corazzari, e quindi io la ringrazio di essere qui con noi. Ci è sempre Grazie. molto vicino. Devo dire che la progettualità del Baseball Sopra Rovigo non manca nei tuoi uffici e la regione ci segue. Questa è una grande opportunità per noi, per quello che possiamo fare, soprattutto per i nostri ragazzi. Microfono, grazie mille. Grazie Lucio, devo dire cerchiamo di fare squadra. Io porto naturalmente un saluto che è un saluto di cuore, un saluto anche istituzionale, parte mia, da parte della Regione Veneto e del Presidente Luca Zaia, rispetto ad una realtà meravigliosa di Rovigo, una delle bellissime realtà rosso-blu di Rovigo, e devo dire un mondo bello, una squadra coesa, tanti giovani, tanti ragazzi, le famiglie, il mondo del volontariato. Hai cercato veramente di costruire una rete sana, pulita, bella, ed è il bello dello sport. Noi veramente Stai dobbiamo facendo venire la pelle d'oca così. ringraziare chi lavora in questi settori mettendoci tanta dedizione, Devi tanta ringraziare passione. questi signori qui che sono qua Tutti. sparsi in mezzo alla piazza e questi ragazzi. Devo dire anche però un merito anche, a parte che mi pare che Non l'educazione cresciuto, sì. alimentare non hai seguito i corsi, però al di là di questo facciamo un grande applauso a Lucio perché se lo merita. Ti ha preso in castagna, Lucio. Tirava dentro prima. Teniamo di addominali, ho detto. Ci siamo rilassati. Pensa che io parlo e basta così. Ecco, Grazie, comunque siete voi un bellissimo esempio anche per noi che siamo nelle istituzioni. Grazie. Veramente bravi, grazie. Grazie Cristiano, grazie. E allora io direi di concludere siamo. questa piccola cosa con... Sì. È Massimo. Va bene, Massimo, Allora, tanto parride. ma insomma 12 anni dove si ho finito? Cioè, aspetta, prendi il microfono. Vai. Dove si sta Massimo? Ti dico solo stasera doveva venire su Marco, Esa- dovevi fare Esa- spaccate noci. No. Siamo È vero. alla disperazione. Però- Però invece sono contento perché mi avete invitato ed è una bella occasione anche per noi. Veramente mi hai perché- chiamato tu e io posso venire? Perché... Mi hai chiamato tu però. Vedi, sono gli amici. No, ti ho chiamato io, adesso mi sì. ricordo. No, è probabile, non mi ricordo più. Vabbè, non è importante, l'importante è che siamo qua. Volevo dirvi appunto che è un'occasione bella che mi ha dato anche Lucio di salutare, vi porto i saluti di tutti e quattro, di tutto il gruppo Il Tanto per Siete Ridere. rimasti in 4? Sì, perché non è già dei 4 lì. lì là. Però vabbè, insomma. E vi porto i saluti di tutti quanti perché veramente abbiamo lavorato con il Baseball Night più di 12 anni, mi pare, no? Mi ricordo, 11, L'anno scorso ti ha fatto piovere però. 11, l'anno scorso del piovesto, stanno qua così, ma il prossimo anno non vi abbandoneremo, questa è una promessa che vi facciamo. A meno che tu non ci sei, perché se ci sei il prossimo Io anno... penso no. No, allora ci saremo il prossimo anno. Ottimo. Bene, no, volevo anche così, mi prendo questo lusso di poter Cosa anche... c'è a novembre? A novembre avremo il debutto del nuovo spettacolo il 23 novembre, il 24 novembre al Teatro Sociale di Rovigo. E ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di fare questo spettacolo al teatro. Grazie Massimo e grazie a tutti. Però a te che sarà cosa? Ha bisogno pulirlo alla fine, sa? Ecco, sì. No, poi sì, dopo vedremo come fa. E già dal 15 di settembre ci sarà la possibilità di recuperare, di acquistare i biglietti online 15 settembre. Sì. Si online. Anche... non sto a domandare come si fa perché non so niente via del computer, però voi andate nel nostro sito www.tantoparide.it e su Facebook, lì troverete tutte le possibili Tutti i informazioni. Baseball Rovigo ha invitato? Tutto, assolutamente, a parte tutto il resto può venire. Wow. Poi avremo anche la possibilità di aprire il botteghino fisico proprio da ottobre in avanti ci sarà il botteghino aperto per queste due date che vi ricordo, il 23 di novembre, venerdì 23 novembre del e 2018? 24 novembre 2018. Ecco, no, perché... Bene, io vi ringrazio, fa un passo in trio che così. Ma poteva mancare
La targa, anche a lui. Ma te la ricordi la secchiata di un'edizione che non me la ricordo? Sì, assolutamente sì. È stata una roba Assolutamente sì, è stata una cosa incredibile. Poteva mancare la targa? Fra l'altro una serata di beneficenza dove i soldi che ricaveremo quella sera lì Andrà alla convenzione del baseball Rovigo. Ah no, anche quello. Andranno alle famiglie bisognose, quella mia e quella di Tascone. Pareva. No, ci saranno 2 associazioni che sosterremo, ma tutte queste informazioni le troverete poi su Facebook o sul nostro sito. Facciamo un applauso a Massimo. Grazie. Grazie. Enzo, secondo classificato al concorso regionale di cabaret di Jesolo. No, Bibbione. Beh, ero lì, insomma, dai. A Bibbione, Massimo Bracaglione. Grande Massimo. Quindi non pagheranno l'ingresso, giusto? Al tuo l'uscita. Offerta libera, ok. Bene, grazie ancora a tutti voi. Grazie. E fotone di squadra, Sì. quindi facciamo una foto di squadra qui davanti, ti prendo il Poi Lucio, microfono. volevo fare una domanda a bruciapelo a uno dei ragazzi per dire a tutti coloro che vorranno Intanto andare ci a provare sistemiamo per la foto. a provare, per esempio tu qua che sei al centro, dimmi che cosa ti piace di questo sport e cerca di convincere gli altri ragazzi a venire a provare, vai. Vai, chi l'è? Battere. Non ho capito. Battere. Detto così, battere è una bellissima cosa di questo sport, quindi cerchiamo di convincere a venire a battere e a colpire, giusto? Vabbè, avete qualche altro suggerimento? Tutti uniti nel battere. Grazie, un applauso. Come ti chiami? Tommaso. A Tommaso. Foto di gruppo. Foto. Vai, io mi metto qua davanti così. Yappada. Stringiamoci. Musica. Ricordiamo che siamo in diretta radio, Delta Radio, sulla pagina Facebook di Baseball e Softball Rovigo. Andate a seguirci sulla pagina. Ragazzi, mi raccomando, tornate lì nelle sedie e non andate in giro. Ok. Grazie a tutti. Grazie. Da dietro, grazie Lucio, grazie. Grazie. Adesso andiamo avanti, fino alla fine rimanete con noi perché andiamo dritti alla meta. Abbiamo scherzato, abbiamo riso, abbiamo detto tante cose belle, abbiamo premiato. E adesso, appena rientriamo, i ragazzi, diamo spazio alla... Come va? Ci siete? Siete un pubblico o una diapositiva? Vi vedo fermi immobili, però è giusto, stanno tornando i ragazzi. E allora torniamo sul palco con una straordinaria voce, l'avete vista in apertura con un brano straordinario e io la vorrei di nuovo sul palcoscenico, un attimo solo che facciamo defluire il nostro pubblico, il nostro Lucio con i suoi assistenti. E allora, se sei pronta, chiamiamo sul palco, l'accogliamo con un grande applauso, la bellissima Chiara Granetto! Forte. Buonasera. Adesso ti ho presentato, è il tuo momento, Chiara. Vai. Atmosfera. Ma che bella che sei qua. Sei bellissima. Dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai
che scioglie il sangue e tinte vene, sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene, sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un pianto, che con un po' di trucco, un po' di mimica, sai, puoi diventare un altro. Così diventò tutto piccolo, come le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene, sai. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene, sai, di te bene. Signori, Chiara Granetto! Grazie dell'emozione, pelle d'oca. Pelle d'oca! Ancora più forte l'applauso per Chiara Granetto! Bene, bene. E allora passiamo da una musica così dolce, così sensuale, ad un personaggio che invece ci darà una scarica di adrenalina. Signori, Leo Mas! Applauso! Attenzione! Quante scuse ho inventato io, quante storie, quante compagnie
voglio di più. Una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu, ma dov'è? Fermati un istante, parla chiaro come non hai fatto mai. Dimmi un po' chi sei. Non riesco a liberarmi, questa vita mi disturba, sai, come ti vorrei, quanto ti vorrei, oh no, yeah. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, e lei era piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Ti innamorerai, forse non di me, starai ferma lì e succederà da sé, da sé. Della libertà degli amici tuoi te ne fregherai quando ti innamorerai, vedrai. Vai con le mani! Mani! Vai tutti insieme! Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole piccando che va, come un sorriso che sa di felicità. La fisarmonica stasera suona per noi, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa. La fisarmonica suona per noi, era di notte, c'era la luna, baciamo le tue labbra, era l'ultima volta, te ne andavi da me. Dai che ce la facciamo! Voglio una vita maledetta, di quelle vite fatte così.
voglio una vita esagerata, voglio una vita con le stive qui, voglio una vita che non è tardi, di quelle che non dormi mai, voglio una vita, la voglio piena di guai, certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei, certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che va, certe notti c'è qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà, quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. E la benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede che precipita giù. Svalutation, svalutation. Cambiano i governi, niente cambia qua giù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, svalutation. E amore mio non capisco perché cerco per le pene un posto al mare non c'è. Svalutation, svalutation. Con il salario di un mese compri solo un caffè, si vive più di armi che di pane perché assassination, assassination. Ma e siamo in crisi, ma e senza andare là, l'America è qua a Rovigo. Il straordinario talento di Leo. Grazie. Eclettico showman. E allora, non eri un cialtrone, sei un grande artista, Leo Mas. Ci ha fatto lo scherzo prima, straordinario. Ottimo, ottimo. E però sta voce quasi mi fa venire il dubbio che sia in playback, dopo glielo chiedo sul finale. Siete svegli? Faccio un piccolo test, mi piace perché per la solidarietà, per l'amicizia, adesso al mio 3 vi girate, tutti vi girate, date la mano a chi c'è dietro. 1, 2, 3, girarsi la mano, vai. Hai capito, sindaco? Se vi girate tutti la mano non la trovate. Beh, fatevi un applauso, siete ancora svegli. Mi piace questa cosa, siamo addirittura d'arrivo. Rimanete con noi. Attenzione, perché che c'è? Maria! Chi è Maria? Chi è che si è perso? Maria! Oh, porca miseria. Stasera è la seratona, proprio personaggi... Maria! Ma chi è il Gino? Buonasera. Maria! No, Maria, non so se c'è Maria, scusi, ci ha visto che da un po' che stiamo facendo uno spettacolo. Sta zitto un attimo, per piacere. Che carattere. Buonasera a tutti, scusate il disturbo, so Gino Bueghin, in arte Gino fa il fagname, so del 41. Fagname. Gavi ho visto mia moglie Maria in giro per caso? Qualcuno l'ha vista? Sì o no? Ase alta 1,15 m per lungo. Come? A se chiama Maria perché se come a droga, prima volta se buona, ho pataga a fare mai. No, perché adesso che ora se... sono quasi le 11, eh? Sono quasi le 11. 23. 23, sì, so buon contare. Scusa. Adesso mia, sta ora arrivo a casa da fare ignameria. Pensavo che catto a casa mia una senetta come a vostra antipasto primo contorno dolce caffè e bicchiarin? Non esiste. Casa mia si trova ste buste i piatti pronti. Ah, quelli già fatti? Sì, a una bustina, che è una polvaretta, te metti un giosso di acqua e fa un poastro. Ti giuro. Perché adesso non si va più dal caso IMPA a comprare la roba. Ah no? No, bisogna andare sui centri commerciali. E l'Aucan, il Carreton. Carrefour, Auchan. Se te si laurea a Sorbona, a me non mi interessa, adesso voglio dire, di scusa. laurea, vabbè. Una volta che avevamo a credenza, no? Adesso che sei a vetrina frigo, che sei tutte queste bustine in fia, e guarda che i nomi, 4 salti ipotrea. A supa de casai sul sie, adesso amore. Adesso amore.
Sì, adesso amore. Adesso amore, sì. Adesso amore. Adesso amore. Perché avevo dato a mia suocera che ha fatto la scarpetta? Pare me. No, mia suocera che voglio bene adesso, per carità. Come so sposare me fa Gino, mi raccomando che te fai a casa nuova, che sia un angoetto per me. E mi avevo fatta tonda, così guito siamo No! Vabbè, faccio un applauso, però voglio dire... No, adesso, scusa. Non sei stato carino nei confronti di tua Adesso socia. ti te ridi, ma avermi suocera in casa è come avere una scorresa in panza, non te vedi ora muoiala. Non ho capito, però va bene. Pensare che a volta mi pare mi aveva detto Gino sta attento, con te teccati amorosa, guarda prima somare, perché qui sarà tua amorosa cosa vecchia. E ora mi cosa hai fatto? Cogò con sua Maria, sono da subito a casa de somare. E se vigno fuori una signora, ma bea, ma una signora de stile, una signora fina, una robetta vara, come ti chiami tu, non mi ricordo più. Enzo Polidoro. Enzo Polidoro. Ma fina vara, mi ha offerto il caffè, a me ha preparato la cena. Carina. E avevo sbagliato il campaneo. No! Mi dispiace. Ti giuro. E poi? Mia madre mi diceva sempre, adesso te lo faccio con la voce di mia madre, a me diceva sempre, Gino! Così. Perché aveva la voce così, Ma un po' bassa. Sì, perché fumava 4 pacchetti di alfa senza filtro al giorno, da parte della bronza però. A me diceva sempre, Gino, con te cati amorosa, cate te brutta, perché così non ti acciava nessuno. È una tattica, certo. Sì, mi so che sta brutta. Ma non era buona che mi ciavala. Immagino. La fortuna che c'era mio zio Beppi. Mio zio Beppi mi ha sempre insegnato una roba importante, mio zio Beppi, e mi ha insegnato a bevere. E dopo mi ha insegnato a bevere per dimenticare di bevere. Che tu capito? Sì, certo. Anche perché tutte che porcarie là che mette dentro questi piatti pronti, pieni di concimi, mi fa ingrassare come un porseo. E ora Maria mi ha detto, sta attento, ora se ti ingrassi, perché non ti vieni lunedì mattina come in piscina a fare un po' di acqua gin? E mi sono dai in piscina a fare l'acqua gin. Fatta. Aveva un fegato così con tutto che gin corpo. Ho detto, grassa e sporzeo. Ma come che avessi regalato la bottiglia che devo portarmi da casa? Vabbè, ci siamo capiti male. Ma robe da matti. E ora mi fa, perché non andiamo in giro a fare magari un giro così? Tipo, non so, a Jesolo, sei tu mai stato a Jesolo? Sì. Ma cavo suo portarmi a Jesolo. Ma che fa, sono a Jesolo e mi e ti? No, vieni a came mare. Mi ti e tomare. A cosa siamo il trio Paloma, due in semenia e l'altro in coma? Trio Paloma. Il trio Paloma. Te giuro. A fa paga la benzina, buon demo. Sta attento Enzo, arriviamo a Jesolo, parcheggio a Sinca. La Sinca? Sì, Sinca. Ma un bel modello. Dico una Sinca 1968, verde oliva interni radica. Wow. A Maria smonta fuori, mi fa Gino, a me so smettere a casa il costume. Però fermo così che ne compro uno rosso che paro a Pamela Anderson di Baywatch. Ha detto mai vista ti? Pamela Anderson, sì, l'ho vista. Mi Tanta no. roba, no? A parere il Gabibo versione brutta. Ma roba gnacca da credere che ha fatto su i sugamani per buttarli su sul primo sdraietto, fa no, qui non si può, è riservato alla pensione Gorissia. E ora va avanti in altri 10 posti, fa no, qui non si può, è riservato all'hotel Admiral. Va avanti in altri 10 posti, no, qui non si può, è riservato all'hotel Miramare. Tutto riservato. Ciao, dimmi dove che sei casa tua, che fermo prima, che ho detto, non so. Deve andare in 174esima fila sulla destra, praticamente sotto il parcheggio. Che se andava anche bene, perché col cemento e la righetta del parcheggio, il sugaman sta anche fermo. Ha fatto in tempo di stirarmi così, Enzo, che parte subito l'altoparlante che fa: attenzione, attenzione, si avvisa il proprietario di una macchina rossa senza targa di spostarla immediatamente. Aseme moiere! No, Gino. Che dopo mia suocera aveva in mente una delle sue idee, mi fa Gino, pensava di fare come i signori tedeschi e mettermi sul topo lesso. Topless. Quello là, sì. Poi seccava a parte di sopra. Sì? Però sta attento, quello che come si chiama quello che ha scoperto la gravità? Newton ha detto, stai attenti, perché che c'è forza di gravità. Sì. Ma anche diventa vecchi e robe scommesce a pesare. Allora tu sei già a buon punto, sta attento. Cos'è che hai detto? Tu sei a buon punto, hai detto. E come pesa che casca e fa casino. Oh, a sera che va a parte di sopra, te stio, boom! No!
arriva subito i vigili del fuoco, fa, no, se mia suocera stai qui. Aveva talmente basse che toccava sua sabbia. Fa Gino va fin in spiaggia che so sidiata, camminando che ha fatto la pista dei boccetti ai tosati. Te giuro. Ha fatto il torneo di biglie. E era dice, signora, faccia una curva ogni tanto. 4 chilometri di pista che ha fatto fare. Dritto per dritto. Te giuro, vuoi organizzare il campionato mondiale dei boccette? Ci credo. Arriva in acqua così che si destira, scatta di nuovo l'altoparlante. Attenzione, attenzione, si è avvistato uno squalo. Io che ho messo anche sul gazzettino, te giuro. Insomma, te vedi a pineta del squalo che pian piano si avvicina a mia suocera. Wow. Ma avvicinandosi a mia suocera muove un'onda, un piccolo tsunami che cava via a parte del sotto il costume a mia suocera. Beh ragazzi, io non ho mai sentito un sigo così forte, ma un sigo così forte fatto da un squalo. E io sai Maldive, se è istinto da solo poretto. Poi andiamo via a fare un piacere, fa no, adesso se vai in discoteca a ballare, mi ti no, vieni via anche a me mare, mi ti mare, sia paga il biglietto, buon demo. Daimo sempre su una balera, perché una volta si chiamava così, balere, sì. che si chiamava Disco Dancing Paradiso, che sarà ancora, infatti è che già non ancora, solo che si chiamava Disco Dancing Inferno, ma che solo il purgatorio, Arrivo davanti che c'è tutta una fila di tosati, compagni di te, insieme io guai. In fondo che c'è uno tutto vestito di nero con sta cuffietta che fa, chi c'è quello là Maria? C'è il butta fuori, ma se dovremmo andare dentro. Che arrivo davanti mi fa, lei è in lista? E faccio per la pensione, sì, vuoi darmi. Non faccia lo spiritoso e si presenti. So Gino Buighi, in arte Gino, faccio il falegname, so del 41. Abbiamo il falegname, sì. È accompagnato da una credenza rossa, piuttosto grossa. Lo faccio passare, bene. Serve una man per la credenza, no, si arrangia da sola, Maria viene dentro. Entriamo dentro su questa discoteca, beh, insomma, una roba... Com'era? Fumo dappertutto, luci che non si capiva più niente. Mi viene avanti uno e che aveva un persego sul naso. Un persego. Piercing. Piercing. Quello là. Uno su una reccia, un altro che aveva una vita a pressione su lingua. Ho detto, ma che ho paura, perderla che è lingua. Un altro che aveva un persego sul naso, un persego sul moniguo. Bolico. Bravo. E una caena che li tiene attaccati insieme. Oh. Un suo amico lo chiama così di colpo. Sto qua si gira depressa così che ha perso il naso. Oh. E ma vai in ferramenta per farsi bestie qua, non lo so. Un altro arriva tutto agitato. Attenzione, siamo senza la ragazza Cubo, non c'è più la ragazza. Sta calmo, casa qua, ragazza Cubo. Maria, vieni qua. Perfetta. La ragazza Cubo. Così che già era il cubo nero. Ho messo sora Maria che faceva il cubo rosso. Che ho messo in braccio mia suocera col prendisole giallo, ho fatto il cubo di Rubik. Tutto colorato. Ma ieri venivo a Sen, cosa faccio? Vado verso il bar, che c'è sto qua che gioco con le bottigliette, che faccio? Sta attento Moreto, aghetto un'ombretta di rosso per piacere. Mi dispiace, non serviamo ombrette di rosso, ma solo tacchi pirigna. Una comia mal di testa, ho detto, scusi. E ora dammi una graspetta scetta per piacere. Non serviamo graspette scette, ma solo Manhattan, Sex on the Beach o Alexander. Ho detto, sta attento Moreto, a Manhattan il Sex on the Beach con Alexander, te ho fetivo, ho detto, a mi dammi un bicchiere di acqua a piacere. E mi ha dato un bicchiere di giasso. Di ghiaccio. Faccio per andare verso la pista con sto bicchiere di giasso, vedo uno che mi fa così. Cosa ha avuto? Ho avuto una pastiglia. Ma ho detto, scusa, tuo compare vuoi darmi una tachipirina? Dite vuoi darmi una pastiglia? Cosa sei a riunione dei farmacisti stasera? Capita anche questo. Però dopo ho pensato, perché ho detto, scusa un attimo, mica ho le scarpe grosse, ma ho il cervello fin. Ho detto, che ne ghetto una per il mal di testa che ha dato a Maria, chissà che stanotte sia volta buona. Questa fa passare tutto. Quanti scesi? 50 euro. Per una pastiglia, ho detto. 50 euro? 50 euro. Ma dopo ho capito, a la farmacia del turno di notte, per quello te paghi di più a pastiglia, va remengo. Beh, insomma, che da Maria, mi non so se si passa mal di testa. Ragazzi, cominciai a parlare che non stava piscita, ciò. A se taccava tutta suada come una bisata in bisaria che abbaiava da una tenda che altra. A un certo punto mi fa Gino, Ino, si faceva l'eco da sola. Vedo gli elefanti rosa. L'eco. Guarda che gira anche a piace adesso con le pastiglie, va remengo.
Insomma, varano che facevo più, andiamo fuori da sto studio, faccio per andare fuori. Non catavo più l'uscita, sti tosi di adesso. I ragazzi. Ma io non so. Tutti là che si struccava, che si toccava, che si basava, ma mai visto? Ma una volta non era mia così. No. Mi ricordai una volta come che era. Se diceva, ti giuro, se diceva faccio amor, a figa non ti vedi neanche dopo sposare, ma insomma. Se diceva faccio amor, adesso subito a prima notte, tant'à così. Pensa che se mia cognata, a Ninetta, a Fioe, a Giuseppina, una tosetta giovane, 59 anni, te giuro. A che fa, mamma, avevo fuori con Enzo Polidoro stasera. Ah, proprio... Ma sì, tomata, che è quello che prova subito a prima sera. Ma no, ma è voce che si dice, dai, cosa ha avuto che sia. E ora sta attenta, ascolta ben tomare. Se il prova a metterti la mano su una tetta, te che dici che sei spini che si sponcia, così la cava subito. Vabbè, fa. Se il prova a metterti la mano là basso, te che dici che sei un forno che si scotta, così la cava subito. Mi raccomando, arrivare a casa entro le 11 puntuale. Vabbè. Alle 11 la ragazza arriva a casa puntuale. Sì. Somare che fa, come sei andato? Mamma, te capire, sono setto che prova a mettermi la mano su una tetta. Che ho detto i spini, sì. Cosa che ho fatto? La cavata? Sì, subito. E che prova anche alla basso. Che ho detto del forno? Sì. La cavata? Subito. Che ho visto che tomare che aveva ragione. Sì, però dopo il mega dito, visto che la basso che sei un forno, a cavaria una salsiccia a cucinare. Giro. Aspetta. Ma la gava mica cucinata. Allora davanti un'ora a cucinarla. Dopo mi ha fatta cercare e era ancora crua. Adesso, tutto che sia permesso. Insomma, faccio per andare fuori su sta discoteca, che se uno destirà per lungo così, va fuori che fa, ciao, per andare fuori. Per andare fuori. Sosa fuori. A una certa ora era tutti ciappai così, era il farmacista che contava i tocchi a 50. Arrivo davanti il buttafuori da nuovo che faccio, per andare fuori, ce l'ha la sdrincar. Ma cosa ha avuto ancora? La tessera, ce l'ha la tessera? Ecco, qui a Debo Cioffi, ste voi. Non faccia lo spiritoso. Se lei non mi garantisce che ha consumato, io non la faccio uscire di qui. Che go consumà? Che go consumà? Ma che t'ho vista mia moglie? Ah sì, io che mi consuma, vare mengo, ma vara ti, guarda che mi sono un uomo del mondo. Sì. Mica ho girato tutto il mondo. Pensa che sono andato, mi piace il Far West. Wow. Mi piace il Far West e sono andato su a vedere il Texas, dove che sono nati i cowboy. No. Era tolto uno dei viaggi last minute. Come Last minute, quello là, sì, bravo. quelli è l'ultima occasione. Che abbiamo prenotato il martedì e siamo tornati in Dio il mercoledì. Partimo, arriviamo là giusto il tempo di bere una birra, sono andato su sti saloon, sai come quei che gaste porte del legno che ti arrivi, sì. No? Arrivo che c'è sta porta del legno grossa così, Okay. faccio per spingerla per entrare, a fa un casino che ti senti yeah! E c'è tutti là che mi guarda come ori così. Beh, immagino. Era amico c'è Pacoraio, dico guardai che fa so, oh yeah! E magari risposto tutti Cosa? insieme, oh yeah! Dovete rispondere. C'è Pacoraio ancora di più, faccio vedere i miei sti qua. C'è Picoraio più forte ancora, e ho detto ancora, oh yeah! E tutti magari risposto tutti insieme così. Bravi. Ti vuoi farmi amici questi? Era ancora più forte con Ciapafia e ho detto per la terza volta arriva fuori anche il cogo. Sì. Oh yeah! Oh yeah sta porta! Dai! Guardati, Grazie, Gino Arias! Paolo! Hai capito adesso anch'io? Oh yeah, metti l'olio, giusto? Beh, il dialetto non lo so bene, però... Grandi, allora, si torna, siamo quasi addirittura d'arrivo. L'avete sentita in due versioni e nella chiusura. Chiara Granetto, applauso. Complimenti per l'abito, stai da Dio. Non annunciamo il brano. Sorpresa, surprise. Seems like every
still coming through, and the truth comes second. Just stop for a minute and smile. Why everybody's so serious? Like a shut down mysterious. Got a shade on your eye and a heel so high. Could you feel living a good time? Everybody look to the left, everybody look to the right. Can't you feel that? Yeah, you pay your love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, ain't about the, yeah. We'll blame, wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to turn it back in time, when music and us all unite. And what's go down and video host, I am the on gagging time. Why everybody so obsessed? Money can buy us happiness. And what's go down and enjoy right now, guarantee you will feel your right. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can't you feel that? Yeah, you may have love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need the money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, ain't about the, yeah. We'll blame, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Oh, forget about the price tag. Oh, it's forget about the price tag. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, ain't about the, yeah. But blame, wanna make the world dance. Forget about the price tag. Price tag. Whoa, forget about the price tag. Forget about the price tag. Whoa, it's forget about the price tag. Grazie mille. Chiara, Granetto! Grazie mille. Grazie. Price tag, prendi ciò che vuoi, non guardare il prezzo. Allora siamo giunti al finale, però come vi accennavo poc'anzi, c'era Leo Mas che era talmente bravo a fare i pezzi, è una curiosità mia, forse anche vostra, sembrava che cantasse in playback. Vieni qua, vieni Leo, facciamo un applauso a Leo Mas, poi chiamiamo tutti sul palco. Lucio, dai, no, questa cosa qua. Come adesso, in playback? No, non ti voglio mettere in difficoltà. Sono sceso che stavo Però grondando. il bello del live, della diretta, Sì. qua siamo in diretta su Delta Radio, sulla Ciao, pagina mamma. di Facebook, ovviamente del baseball e softball di Rovigo. Siamo in diretta, quindi in diretta facciamo qualcosa che forse ti metterà in difficoltà, ma voglio vedere qua il tuo talento artistico. Adesso facciamo partire una base, in regia Enrico, ce l'hai una base, una a caso, fai partire una base. Bocelli questi. Questo è Bocelli? Hai scelto Bocelli? Non so cosa sia la fedeltà. Quale? La ragione del mio canto che resistere non può ad un così dolce Adesso siamo in difficoltà. Sulla stessa base fai Ramazzotti. Ce la fai, vediamo. Sulla stessa base. Dai. E se
Anche un sorgere del sole ci trovasse ancora insieme. Senza molletta al naso, straordinario. Fai, per favore. Vasco, mi è piaciuto. Dio ama quello che non hai. Baglioni. Amore mio. Andiamo su uno alto che va su. Albano, vai. Albano va in alto. Attenzione sul ritornello. Se dentro l'anima tu fossi musica, se il sole fosse dentro me, Masini, se fossi veramente dentro l'anima mia, allora sì che io dir potrei. Ti prego adesso, Vecchioni. Vecchioni. Al mio silenzio e il mare calmo della sera. Ne uno io. Vai. Califano. Sì. Perù. Straordinario. Quell'immagine di te. Così pensa i tuoi occhi. Morandi. Mi trovo a verità. Ama quello che non ha l'amore. Regga. Adesso che sali su, amore mio. Ci proviamo, non lo so. Attenzione. Regga. Negramaro. Se il sole passa dentro te, se fossi veramente dentro l'anima, allora sì che potrai. Celentano. Nel mio silenzio il mare calmo. Poi chiudi con Bocelli alla fine. Della sera. Belen Rodriguez. Ce l'hai, no? No, cosa facciamo? Bocelli, chiudiamo con Bocelli. Attenzione. È pronto, Nel mio silenzio il mare calmo della sera. Signori. Grazie. 2 parole. Leo Mas. Grazie. Allora siamo quasi al finale. Chiamerei il nostro Enrico Cibotto, il nostro direttore artistico. Vieni Henry. Volume. E allora ciao Enrico. Grazie a tutti che siete rimasti fino a tardi così. Tardi, sono quasi 23. Dobbiamo veramente di cuore ringraziare, perché questo spettacolo poi l'abbiamo fatto 3 volte. Questa sera dal vero, venerdì è saltata, è stato preparato, perché poi adesso chiamiamo che Lucio, vieni qua. Vieni Lucio. Vieni Lucio. E l'avevamo cambiato un'altra volta, no? Ti ho detto? Aspetta, però sai una cosa Lucio, c'hai un polmone che è una cosa spaventosa. Sì? Pensavo una pancia io. No, c'hai un polmone, hai fatto sport perché quando parli al microfono spacchi. Va bene. Aspetta, adesso ormai siamo alla fine, siamo rilassati. Stavo dicendo che 3 volte l'abbiamo fatto questo spettacolo, venerdì scorso, oggi e poi... l'avevamo preparato un altro ancora prima. Sì, però l'importante è una cosa. È stato un parto
Io ringrazio, difficoltoso perché purtroppo al vento, dai, insomma. Ringrazio Lucio, tutto il baseball che te, ci avete Enrico. invitato, che ci avete dato questa opportunità. Devo dire, anche l'ho detto in conferenza stampa, avevamo questa spada di Damocle che dei tanto per ridere che ci pendeva. Dov'è Massimo? Era non so qua in se giro. Massimo è ancora qui. Ci pendeva qui perché 12 anni di comicità e spostarla e fare una cosa completamente diversa, spero che vi sia piaciuta. Ci abbiamo messo il possibile. Sì, che applauso spontaneo, Abbiamo grazie. messo il possibile. Bello. Quindi adesso devi dire qualcosa? Beh, io volevo vedere un pochino la tua abilità, Enrico, perché ti ho portato l'omaggio della squadra. A quest'ora? Beh sì, e quindi io ti lancio la palla ringraziando te, ma insomma ringrazio tutti gli amici anche che sono là dietro, davvero veramente questo molto passaggio. bravi. Attenzione. Preferisci quella da baseball o quella da softball? Guarda, quella da softball perché è più grossa la vedo migliore. Comincia dal softball. Grazie. E questa la lascio Enzo. a Enzo. Oh, grazie, la prendo volentieri, grazie. Sì! Allora, facciamo così. Prima di chiamare tutti gli artisti, Sì? proviamo a fare un coro insieme? No, ma tra l'altro mi sa che c'hai anche una sorpresa che arriva dal mondo del baseball, no? Cioè la canzone. Sì, questa- esatto, infatti era quella. Prova a farla sentire, vediamo se Vediamo la se la cantiamo conosci. insieme. Vediamo se i ragazzi. Chi la conosce? Take Me Out the Ball Game, che è la canzone che viene cantata in tutti gli stadi americani. Dopo la 7ª ripresa, tutti si alzano in piedi e cantano questa canzone. Bello. Non so se possiamo riproporla qua, che tutti la cantiamo insieme. Take Me Out the Ball Game. Loro si alzano in piedi e noi lo fate, siete stati seduti tante ore, vi alzate in piedi per i nostri ospiti che sono stati questa sera. Assolutamente sì. Chiara Granetto! Vieni, Dov'è? Chiara! Chiara Granetto! Applaudiamo tutti insieme i ragazzi. Chiara Granetto! Davide Stefanato! Bravissimo. Nonché Capitan America. Era lui. Paolo Favaro, Gino Bueghi e Spiderman. Yeah, Spiderman. Signori, un grandissimo Leo Massa. E non ho tenuto per ultimo perché, insomma, Sì, è venuto così, è stato bravissimo, non era facile, bravo. Enzo Polidoro. Grazie mille. Grazie anche per gli sforzi che avete fatto proprio nell'ultimo momento. Abbiamo per fatto di passare da tutto. venerdì a lunedì. Grazie a te, grazie a tutti i tecnici. E andiamo, Enrico. mi sa che abbiamo la canzone finale con cui ci salutiamo. Sì? Qual è? Sbaglio? O c'è un Wild Things o qualcosa C'è il genere? White Sink, c'è. Allora, Wild Things è tutto quella del preparato. famoso film Major League, e vi invito a vederlo Wow. perché è divertentissimo. E parla di baseball. E parla di baseball e quando il lanciatore dal bullpen viene chiamato per salvare la partita, questo lanciatore chiamato Wild Thing è un famoso attore e tutto lo stadio si alza e canta questa canzone. Ciao a tutti, Ciao a buonanotte. tutti, grazie a tutti. Ciao. Salutiamo Grazie a ragazzi. tutti. Vai con la musica, Pagina su. di Facebook. Ciao. Su. Ciao. Wild Sink, Enrico. Questa è l'altra. Questa è l'altra, Wild Non Thing ci ha è più ascoltato, potente. non ci ha ascoltato, ma è tardi. Chi lo Wild conosce Sink, il film Enrico. lo sa, Wild Sink, la prima. Vediamo. La prima. Fate finta che non è Vi successo invito a niente. vedere il film, Major League 1, 2, c'è anche il 3, Vai, Eri, però vai. insomma In 3 c'è tutta anche. la cosa. Eccola qua. Questa. Ciao a tutti, grazie. Buona stagione a tutti. Ciao. Ciao Ciro. Ciao, buonanotte a tutti, grazie. Notte. Sean Kingston.